Ciao a tutti, Virus101 di nuovo ai comandi, eccoci qua, nuova serata, nuova partitella ad Elite. Sì, stasera facciamo un po' di random play. Ho testato velocemente sto nuovo Python che abbiamo comprato l'altro giorno, giusto per, insomma, verificare le sue potenzialità. Consideriamo che è una nave in modalità un po' schifo, perché comunque ho tutti i moduli stock e a parte due o tre cosette, non ho potenziato scudi, ho solo montato un po' di armi e basta, quindi insomma non è che è una nave equipaggiata granché bene. Potevo equipaggiarla meglio, ho detto vabbè proviamoci un attimo, tanto carico, andiamo a fare un po' di mining e vediamo come se la cava nel farci fare qualche soldino e andando appunto al recupero di un po' di mine. Ah, sempre la solita cosa. Al recupero di minerali, materiali, metalli e tutto quello che ci va dietro. Adesso vediamo se riusciamo a fare la scansione di questa nave. Insomma, niente, dicevo, ci ho provato, ho cominciato, ho fatto un po' di mining, insomma, dopo un'oretta avevo fatto 300k di soldi, insomma, non è malaccio, anche perché insomma non è che ho trovato una zona molto profitable, quindi con tanti soldini là dentro. Si stanno sparando, andiamo lì. E insomma niente, un po' di considerazioni, adesso insomma sto provando a vedere le zone di mining, sì, ma vado a sparare perché sinceramente mi sono rotto altamente i maroni di star lì a sminare. Infranosso sminare un po' una palla. Questo magari è anche un pirata, una bella anaconda pirata, esatto, ed è anche pericolosa, quindi eccoci qua. E noi cosa facciamo? Facciamo un po' i bastardi in questo senso qua, nel senso non proprio pessimo del termine. Ci sono degli NPC che si stanno scannocchiando, lasciamo che si scannocchino, noi ce li teniamo belli belli nel mirini, ci fermiamo qua un po' fuori dalla battaglia. Quando il pirata gli sarà scesa abbastanza la vita, entriamo in gioco anche noi. Perché? Perché non abbiamo una nave abbastanza potente da poterci permettere di andare in combattimento con un'anaconda. Quindi finché non arriveremo ad avere una nave sufficientemente tosta per poter affrontare questi mega pirati, insomma dovremmo fare un po' così, ma diciamo è un comportamento che si vede spesso all'interno del gioco, insomma non è un grosso problema, insomma, sono NPC, noi dobbiamo farci un po' di soldini, un po' di cucuzze, non sono altri giocatori, quindi insomma ci sfruttiamo anche un attimo quello che sono un po' i possibili vantaggi di questo gioco. Nel frattempo qui si stanno saccagnando un pochettino, ho visto battaglie decisamente più grosse. Chi c'è qui che sta? Un Viper MK4 contro un Anaconda, ragazzo mio. Ne hai da investirci per cercare di farla fuori. Infatti guarda, ti ha anche già praticamente tirato giù. Se non dovesse intervenire nessun altro, mi sa che eccolo qua, infatti tra un po' esploderà, come vedete l'Anaconda è dotata di torrette, quindi insomma è un po' difficile stare fuori dal fuoco. Speravo che intervenissero le forze di sicurezza in modo da poter insomma partecipare ad una battaglia, perché questi qui devono essere parecchie cucuzze una volta abbattuto, però non vedo nessuno. e... ma cerchiamo di capire un attimo come si può evolvere questa situazione. Se non si evolve in nulla, magari ci sposteremo anche da un'altra parte. Adesso molto probabilmente cercherà di farci la scansione della nave. Ok, l'Anaconda comunque ricordatevi è un veicolo large, quindi comunque non è molto manovrabile. Questa sta andando anche a sparare ad altri, non vedo altro wing. Beh, che dire, gli hanno già un po' saccagnato gli scudi, io direi che potremmo anche provarci, no? Con chi se la sta prendendo lì? Con un Type 7 Transporter. Uh, dai, proviamoci prima che si rigenerino gli scudi. Ok, tanto abbiamo un bel beam laser di livello large. Ok, adesso cerchiamo di salvare quel trasporto. Ok, vediamo, come vedete ci ha già praticamente arato gli scudi. Noi siamo riusciti a salvarci
a pelo. Non vorrei aver fatto il passo più lungo della gamba, anzi molto probabilmente l'ho fatto. Proviamoci a darci alla fuga violenta. Siamo veloci, siamo più veloci dell'anaconda, quindi in questo caso riusciamo a sperare di farcela. Abbiamo i chaff in ricarica, l'FSD che ci sta mettendo una vita a caricare. Ok, adesso diamo più potenza possibile ai sistemi di bordo. Siamo al 43, deve averci mollato forse anche no, 3 km, 4 km. Eccoci qua, fuga, 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 proprio super fuga strategica. Ci ha sacagnato di brutto e quindi niente, anche questo tentativo di fare due soldini tirando giù quell'anaconda è andato in fumo. Un po' me l'aspettavo, insomma, ci ho voluto un attimo provare. Ce l'avremmo fatta probabilmente anche sì con una nave equipaggiata un po' meglio. Adesso diamo un po' di potenza qui, andiamo al primo starport, quello un po' più vicino, andiamo a vedere se riusciamo a ripararci. Vediamo cosa abbiamo qua intorno. No, 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 no. Ok, abbiamo Bridge Terminal. Scusate. Bridge Terminal. Ok, adesso acceleriamo e andiamo a parcheggiare. Niente, come dicevo, non siamo assolutamente equipaggiati per fare combattimento, perché dopo se vedete i moduli, boh, è stata un po' una follia quella di andare all'attacco di quell'anaconda, ma vabbè, insomma, ci abbiamo provato. Niente, adesso sto facendo un po' un video così alla CDC, come si suol dire in gergo tecnico. Per chi sa cosa è questo gergo tecnico lo sa, chi non lo sa è diciamo un organo anatomico dei canidi, ok, più precisamente organo riproduttivo di canide, e quindi niente, questo equipaggiamento che abbiamo su questa nave è definibile proprio alla CDC. Come vi dicevo, fuga strategica perché prima avevamo fatto un po' di soldini, quindi avevamo fatto circa 170.000 cucuzze, tirando giù dei cattivoni là in zona. Allora, con questa cosa andrei su un extraction site low, ma solo nel momento in cui mi vado a riparare la nave. Quindi come vedete adesso ci stiamo avvicinando a Bridge Terminal. Al Bridge Terminal poi abbiamo dei resource extraction sites molto vicini, quindi adesso sempre se si decide ad accelerare un po' in più, dai che andiamo avanti. E niente, dicevo, perché andare a sparare piuttosto che andare a fare mining? Allora, mining sì, come abbiamo già detto in precedenza, è un modo molto stabile per fare soldi, è rimasto stabile fino anche a questa versione, insomma, quindi gli introiti derivanti dal mining non sono mai cambiati più di tanto, a differenza di missioni e altre modalità di gioco che sono cambiate parecchio dalla prima versione di Elite. E perché non farlo? Insomma, allora, ci sono delle zone dove potete fare delle belle cucuzze, magari troverete anche online delle zone dove poter andare a fare mining e perché no, per carità. Allora, dovete combattere contro i pirati, dovete star lì a spaccare asteroidi, tirare giù i limpet, caricarli su. Allora, io ci ho provato un attimo prima ed è dall'inizio di questo gioco che provo a fare mining. Ogni volta che mi metto in testa di farlo, 5 minuti dopo, 10 minuti dopo, un'oretta dopo circa, dai, non esageriamo, un'oretta dopo lascio perdere tutto, butto via tutti i moduli, vendo assolutamente tutto l'equipaggiamento mining e riequipaggio la nave per fare altro. Sinceramente, tra mining e trasportare passeggeri, è più divertente trasportare passeggeri, sinceramente, almeno vedete sistemi un po' distanti, avete le missioni che sapete già cosa andrete a prendere di soldi e potete aumentare anche il vostro grado di esploratori, quindi insomma potete fare un po' di cosette. Mining, sinceramente, sembra che vi consenta di fare un sacco di cose, invece alla fine è molto molto noioso, almeno dal mio punto di vista. Sì, vabbè, i pirati vi attaccheranno, quindi lì molla tutto, lascia giù i limpet, i controller, metti via là, scappa se non hai le armi, cerca di combattere se invece le hai, poi capita che arriva un bel fer de lance super equipaggiato, vi tira 4 colpi
e con 4 colpi vi esplode la nave e tutto quello che avete fatto fino a quel momento lì va praticamente in fumello. Adesso vediamo qua se riusciamo a fare un bel drop veloce veloce. Nel frattempo che parliamo, questa stazione ha un drop elevato, 342 mm e più di 1.28 mms di distanza. Utilizzo le stesse unità e scale del gioco. E quindi niente, cosa dicevo? A questo punto qui tanto vale, se rischio la nave, rischio la pelle e tutto il resto, a questo punto tanto vale che me la vado a combattere. Almeno mi diverto un po' di più. E sì, sinceramente sì, perché dovete combattere, sparare, eccetera, eccetera, valutare insomma le varie manovre che dovete fare, insomma non è male, anzi appunto è diciamo una cosa un po' più divertente che non star lì a praticamente sminare asteroidi cercando la fortuna, perché dopo appunto minare l'asteroide è tutto completamente fortuna, quindi lanciate il prospettore, cercate magari l'asteroide dotato di minerali più remunerativi possibile, eccetera, eccetera. L'altro giorno, oh, gran fondo schiena, insomma, gran botta de cueo, come dicevano gli altri, e praticamente mi è capitato di trovare dei oddio, dei diamanti di qualche tipo e con una tonnellata ho fatto 57.000 cucuzze, quindi uno dice, caspita, a questo punto potrebbe anche essere molto remunerativo. Sì, peccato che ora che lì è stato proprio fortuna trovarli e tanta fortuna, ok? Quindi insomma lì non è che sia così semplice trovare appunto queste cose. C'è chi va a sminare painite e altre cose, insomma, ognuno si diverte a modo suo. Io sinceramente con mining non mi diverto assolutamente. E andiamo a vedere adesso anche perché andremo a vendere un attimo tutta sta roba qui. Come vedete ci avevo già provato, come vedete questi sono i cosi. Per fare questa tonnellata di bromellite lasciamo perdere perché è stata un'agonia, quindi basta mining, ne abbiamo le scatolette piene e via. Direi che mining può diventare remunerativo se non siete da soli, quindi riuscite a giocare magari con qualche amico, allora avete le navi small che vanno a fare prospezione in giro, quindi molto velocemente fanno prospezione. Avete un amico che fa da tramite tra lo spazioporto e la zona di mining, che va a prendere i limpet e ve li porta. E dopo ovviamente altre, quindi abbiamo detto un prospettore, un trasportatore di limpet e due collector, perché vi serviranno due collector con tanto di raffinerie e droni che girano, quindi almeno 6 droni, almeno così riuscirete a fare qualcosa. Il problema che cos'è? Che tutti gli introiti provenienti da questa procedura a chi vanno, non potendo spostare soldi tra giocatore e giocatore all'interno di questo gioco, diventa un po' problematico gestire tutto. Abbiamo anche l'outfitting, quindi adesso andiamo a fare anche una cosa veloce veloce, andiamo a liberarci dei moduli di mining, alleggeriamo la nave e vediamo anche di poter magari comprare un'altra arma che potrebbe esserci utile. E, sì, perché avevo anche i Seeker Missiles, però non mi piacciono, sono fastidiosi, poi basta un semplicissimo all point defense, semplicissima point defense, e questi Seeker Missiles ve li mangiano via tutti. Allora, andiamo subito a vedere una cosa. Andiamo a liberarci di che cosa? Di questo, transfer option store, ok, intanto lo mettiamo giù, non vendiamolo ancora. Questo transfer option store, sì, via, questo. Uh, abbiamo esaurito lo spazio. Storage modules, no, non ho esaurito lo spazio perché non posso. Cargo rack, no, non me lo fa depositare, vabbè. Ok, cargo rack perché devo avere roba in carico, che stupido. Ok, questo mettiamolo giù, store, via la raffineria non ci serve più, questo transfer option, store, via non ci serve più, quello sì ci serve, quello può starsene anche là, come vedete abbiamo proprio il minimo del minimo del minimo. Allora, browser shop, vediamo cosa hanno di scudi qua dentro. Avrebbero anche dei buoni 6B, ci costerebbero 4 milioni e rotte cucuzze, 64 tonnellate, decisamente
Allora, sarebbero un po' di più di quelli che abbiamo adesso. Boh, non lo so se sto buttando via soldi o meno. Allora, prima cosa che andiamo a fare, invece, ricordiamoci sempre che la difesa migliore è dietro il vostro proiettile. Quindi questo browse shop andiamo a prendere, come eravamo messi qua. Allora, vedete, questi andiamo a venderli subito, non mi servono più. Ok, adesso equipaggiamoci come dico io. 3C beam laser large hard point. Difficile decisione. Allora, prima di venderlo facciamo così. Sì, 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 sì. Ok, questo vendiamolo, tanto chi se ne frega. Adesso bisogna capire se ci conviene fare cosa. Se ci conviene, allora, così, no, vediamo cosa. Perché dipende anche da cosa hanno dentro questa base. Ah, 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 2F, 2E. Mhm. Boh, non mi piace parecchio questa cosa. Vediamo i beam. 2, no, ce li hanno a torretta. Vediamo qua invece. Vediamo i multicannon invece che cosa hanno come multicannon. Ce li hanno a 3. C, ok, Jim Ballad. E vabbè, dai, compriamo questi multicannon. Quindi, eccoci qua, 3 bei large multicannon non ingegnerizzati perché ovviamente siamo ancora delle ciofeche spaventose. Ci servirà qualcosa per gli scudi, railgun non mi piacciono, plasma accelerators sì, saranno le armi da puntare sulle prossime edizioni, però vabbè, dai, bando alle ciance, insomma, andiamo a comprare qualcosa per tirare giù quei dannati scudi, no? La prima cosa che hanno di Jim Ballad sotto mano, perché non ho voglia di farmi mezza galassia per trovare delle armi. Eccolo qua, vabbè, 2F, sì, fanno un po' schifetto. Ok, sempre meglio di niente. Però, un attimo. Forse ho fatto una boiata. Potremmo anche fare questa cosa. Torniamo con la configurazione di prima. Andiamo semplicemente a fare... No, 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 no. La testa la sera, purtroppo. Ok, quindi ci rimettiamo il nostro large beam laser, medium, quindi ne abbiamo due. Allora, o aggiungiamo un altro multicannon o aggiungiamo un altro pulse laser. E allora browse shop e andiamo di pulse laser. Basta, non ci pensiamo più. Eccolo qua, 2F pulse laser. Compra, compra. Costano poco, rendono poco, ma è sempre meglio di niente. Due large multicannon non sono male. Vediamo gli utility, come siamo messi. Point, shield, all point. Ok, allora direi che questo... No, è giusto che sta là. Questo possiamo anche... No, vediamo un attimo la posizione. Chaff e all. Ok. Qua. Sell. Ok. E a questo punto andiamo a prendere un altro bello shield booster. Di grado. Hanno anche quelli di grado A. Perfetto. Infatti qui abbiamo quelli di grado B. Browse shop. E andiamo a potenziare anche l'altro shield booster. Come vedevate ne avevamo quello di grado B. Andiamo a prendere quello di grado A. Exchange. Perfetto. Ok. Ovviamente adesso abbiamo cambiato tutti i fire group. I limpet posso anche buttarli via tutti, tanto chi se ne frega.
Sì, ok, ricordiamoci sempre dei trucchetti. Andiamo a sistemare i fire groups. Allora, 1, 1, 1, via. E via, tanto qui abbiamo il tasto dedicato. Vabbè. Ok, può stare anche così. Ok, adesso configurazione molto più semplice. Possiamo andare anche a vedere un po' di fare qualche soldino alle resource extraction site. Perfetto, qui abbiamo fatto tutto. Vediamo qua come siamo. Ok, ok. Benissimo, partiamo, andiamo e torniamo in zona di guerra. Ricordo che abbiamo i lightweight alloys sullo scafo, quindi scafo schifo, uno schifo di scafo, quello che è. E adesso andiamo via. Bene, abbiamo 10 minuti e andiamo a vedere subito cosa va a succedere in una bella zona di mining low. Insomma, se riusciamo a fare qualche soldino in più, insomma, non ci dispiace. Ok, intanto partiamo. Python vedo che anche con i thruster di base è molto veloce, infatti i prossimi upgrade saranno ovviamente thruster, shield, power plant e tutto quello che ci va dietro. Mi serviranno un bel fracasso di cucuzze, quindi che dire. Boh. Boh. Probabilmente torneremo a fare un po' di cucuzza con l'ASP e trasporto passeggeri, oppure vediamo se riusciamo a fare i soldini che ci servono direttamente col Python. Sinceramente, parlando così infranos, infranos, andiamo un attimo intanto ad avvicinarci a questo planetoide. Adesso non mi ricordo quale dei pianeti qui vicini aveva gli anelli. Eccoli là. Eccoli qua. Adesso dovremo riuscire a ritrovare i resource extraction site e dovremo anche tracciarli qui. Intanto rallentiamo e guardiamoci sulla Galaxy Map. Sì, stiamo andando nella direzione giusta. Non capisco, eccolo qui, come vedete, dal spazioporto al pianeta con gli anelli, quindi lì. Dicevo, tutto bene. Niente, adesso vediamo, perché io sinceramente di tutte le navi che ho provato finora, l'unica che mi ha dato grandi soddisfazione e tante cucuzze è stato l'SP Explorer, sfruttando il trasporto passeggeri. Prima trasporto merci, poi trasporto passeggeri e anche un po' di combattimento nel frattempo. Insomma, quella è stata una nave con la quale sono riuscito a fare un bel po' di cucuzze, diciamo, costa circa 6 milioni più o meno, una dodicina di milioni equipaggiarla, quindi non costa tantissimo e mi ha consentito di fare quasi 200 milioni, quindi fatevi un attimo di conti quanto può valere quella nave. Il Python finora mi è costato quasi 80 milioni, più 6 milioni di due distruzioni che ho dovuto purtroppo subire, e avrò guadagnato con questa nave neanche i costi di assicurazione della nave delle due volte che mi hanno fatto saltare per aria. Quindi il Python per ora è stata una grande spesa e il Vulture più o meno tanto quanto, anche se comunque si è difeso abbastanza bene, però sono ancora sotto in rosso con i conti da quel punto di vista. Se non avessi avuto l'SP, sta ciccia che facevo i soldini, quindi come ripeto, SP trasporto passeggeri almeno per ora è un buon modo per guadagnare cucuzze. Poi ce ne sono anche altri, insomma altri comandanti hanno trovato altri modi e dopo ognuno il suo. Io per il momento ho trovato questo e vedo che insomma con queste navi c'è qualche problemino. Ok. Nel frattempo siamo arrivati nella zona di estrazione, troviamo subito un Viper MK4. Ok, vediamo un attimo, è un expert clean, quindi ovviamente non possiamo fargli niente, cioè non è che non possiamo, è meglio se non gli facciamo niente. Ok, come vedete è molto lenta a girare se non mettete i propulsori in blu. Ok, oh appunto parlavamo dell'Asp Explorer, un altro clean. Tante volte i pirati non si trovano subito, hanno fatto una piccola modifica, infatti l'altro giorno mi è capitato di esplodermi, di subire l'esplosione del Python proprio per questo motivo. Perché? Perché ho rilevato una scansione ai miei danni della mia nave e pensando che fosse un pirata ho sparato preventivamente, tanto ho detto mi sta facendo la scansione, è sicuramente un pirata.
il lancio della monetina è andato male, praticamente il radar è diventato rosso immediatamente nel momento stesso in cui l'ho colpito e, e niente, praticamente non c'è stato nulla da fare neanche con il Python, mi hanno praticamente annichilito nell'arco di pochissimo tempo, anche se devo dire ho resistito più di quello che immaginavo, come vedete, eccoli qua. Adesso il gioco cosa succede? È difficile tracciare i pirati perché i pirati diventano pirati praticamente nel momento stesso in cui vi attaccano se avete del carico, quindi dovete aspettare che attacchino qualcuno. È difficile, come vedete, trovare una nave che entra nel sistema ed è già segnata come wanted. Non so perché hanno fatto questa modifica, un ennesimo modo per farci perdere tempo di gioco. No, questa nave l'avevamo già tracciata. Ecco qua, quando si va a caccia dei pirati nelle zone di estrazione bisogna sempre fare attenzione ai segnali, ricordatevi bene le loro posizioni, anche perché se sono troppo distanti dopo rischiate di fare le corse per nulla. Non capisco perché in questo caso sto facendo una fatica così bestia a trovare dei nemici. Di solito queste zone sono veramente infestatissime. Non lo so. Adesso vediamo dei segnali in fondo lì. Facciamo la scansione di tutte le navi che abbiamo in range. Ok, qui. Eccoci qua. No. Non è un pirata e non è un pirata. Peccatissimo. Andiamo qui. Pirati, 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 pirati. Cioè, non lo so, anche il gioco, anche i server stasera non sono collaborativi. Ci sono 3 navi in croce in questa zona di mining. Cioè, boh, non mi era mai successo di trovare così poche navi all'interno di una zona di estrazione. Magari boh, il server avrà... Oh! Aia, ecco. Abbiamo fatto il Titanic qua. Potrebbe essere un buon nome per questa nave. Quando potremo dare i nomi nella prossima espansione. Oh. Ah. A volte vi giuro questo gioco mi spingerebbe quasi quasi a diventare pirata. Cioè, oh, non c'è nessuno, non è possibile. Volevo farvi vedere almeno un paio di scontri, che almeno ci divertivamo a tirare giù 2 o 3 pirati, ma niente. Cioè, veramente stasera non è proprio serata. Almeno ci divertiamo a svolazzare in mezzo a sti sassi di ghiaccio. Sempre nella speranza che il gioco si svegli e ci carichi qualche nave dentro il sistema. Ok, allora lì ce n'è una. Qui ce n'è un'altra, ma sicuramente l'abbiamo già scansionata prima. Sì, infatti. Ok, allora proviamo a fare un trucchetto. Ci mettiamo perpendicolari con la zona di estrazione. Andiamo via velocemente. Ma pazzesco, veramente pazzesco. Vabbè. Questa sera proprio non ci siamo, non ci siamo. Tutti i ragazzi con cui avevamo parlato prima, quindi anche con Iron Danny, Walter Vash, eccetera, eccetera, ragazzi. Sì, se riusciremo, dai, ci organizziamo una bella sparata tutti assieme e sarebbe carino magari anche decidere diciamo un sistema dove poterci trovare, quindi magari nel frattempo spostiamo i nostri equipaggiamenti e le nostre risorse, chiamiamole così, e ci possiamo anche trovare da qualche parte lì. Allora, spostiamoci nuovamente di zona e vediamo se invece nel resource extraction site di grado high, detto proprio volgarmente in inglese, riusciamo a trovare qualcosa. Adesso acceleriamo e lasciamo lì. Finita un attimo questa parte andrò anche un attimo a chiudere il video.
Bene, e intanto andiamo, la gola un po' secca e riarsa. Dicevo, oggi purtroppo non è una gran giornata e come vedete anche il gioco, anche il server sembra sentire un attimo il cambio stagione, insomma. Vabbè. E hanno avvisato anche in gioco che ovviamente fate attenzione a tutte le missioni a lungo raggio che richiederanno più di una certa data per essere eseguite. Perché? Perché tra un po' la 2 e 3 verrà rilasciata ufficialmente, quindi il Commander's Update sarà disponibile a brevissimo, quindi preparatevici. E dopo lì sì, il multicrew e tutto quello insomma che abbiamo già detto nei video precedenti. Da quello che sono riuscito a provare un attimo nella beta, boh, spero sinceramente che sistemino il discorso delle missioni e dei soldini che si vanno a guadagnare con le relative missioni, perché allo stato attuale, cioè fare le missioni vuol dire perdere solo esclusivamente tempo. Fate prima veramente a prendere un Sidewinder e andare a sparare agli altri Sidewinder da qualche parte. Là, perché bah, le missioni veramente non pagano niente. Quando facevo missioni appunto per guadagnare cucuzze, mi ricordo che insomma non avevo nave top, non avevo neanche ranking elevati, però 300, 700, 800, 1 milione a missione me li portavo sempre a casa. E invece, oh, eccoli qua che stavamo cercandoli. Che fine hanno fatto? Erano su un altro pianeta, forse eravamo troppo distanti. Ah, ok, dai, vabbè, buono sapersi. Niente, spostiamoci di qua. Non ho voglia di fare la stessa fine di prima con l'Anaconda. Niente, e quindi... Oh, dai, testa, resta con me. E dicevo, praticamente, niente, facevo missioni da quelle cifre lì. Di punto in bianco esce la 2.2, torno nel mio sistema in cui ero super alleato, super amicone, guardo le missioni e più di 30k non mi danno, quindi hanno praticamente ridotto di 1/10 i guadagni lì e questa cosa ha veramente creato un sacco di scompiglio di problemi, soprattutto i giocatori che facevano trasporto merci come me e ovviamente non potevi trasportare tantissimo, però insomma era un buon modo per poter tirare a casa qualche cucuzza, però hanno spinto tutti i giocatori a utilizzare il sistema di trasporto passeggeri, perché il sistema di trasporto passeggeri che arrivava, ci sono delle missioni in alcuni casi come mi è capitato, c'è anche nel video, in un video precedente, sono riuscito a fare 17 milioni con un'unica missione di trasporto che mi è durata una quarantina di minuti, quindi insomma ci sono alti e bassi anche lì. Un bilanciamento in questo senso è praticamente quasi obbligatorio, anche perché pensate, per esempio, quante persone ultimamente hanno abbandonato il gioco proprio perché non hanno modo di guadagnare. Allora, chi ha sfruttato determinate fasi del gioco è riuscito a portarsi a casa un sacco di cucuzze. Chi non è riuscito a sfruttare quelle fasi lì cioè, è un problema adesso, quindi i giocatori nuovi fanno fatica a fare soldi. Eh sì, e questa è una brutta cosa perché? Perché fare soldi è importante, perché vi consente di comprare l'astronave che volete, per poi veramente cominciare a giocare, perché? Perché dopo ci sono tutta la parte di ingegneri, eccetera, eccetera, quindi insomma dovrebbero essere un po' più tranquilli sul fatto di fare i soldini e le cucuzze, secondo me. E niente, pensiero mio. Nel frattempo ci stiamo avvicinando al Resource Extraction Site, e, insomma, vabbè, giusto per parlare un attimo nel frattempo degli alti e bassi di questo gioco. Perché ha partite molto divertenti, dovete far fronte purtroppo a queste cose random così che decide di gestire il gioco in questo modo, tipo vedete la zona di estrazione minerali di prima che era praticamente deserta. Noi adesso qui entriamo qui. Via. Come vedete già in questa situazione abbiamo molti più segnali. Poi magari sono astronavi normalissime. Intanto c'è un Type 6 Novice Clean. Ecco qua. E già dai contatti che vedete ora sul radar iniziate a capire perché prima mi stavo lamentando della bassa e poca presenza di astronavi in quel sistema. Perché? Perché era praticamente impossibile che ci fossero così poche navi. Eccoci qua, come vedete, eccoci qua.
Adesso il suo amicone in wing si è arrabbiato tanto e ovviamente vorrà farci la pelle. Ricarichiamo un po' le armi. Ecco qui. Ma noi siamo cattivi e non ci piacciono i pirati. Allora, diciamo che in queste zone potevo venirci anche col Vulture e via. Però dai, insomma, almeno facciamo un piccolo test sul Python. Eccolo lì, abbiamo già guadagnato un po' di soldini. Oh, un Adder. Ovviamente le zone low non avrete gente che vi farà guadagnare tanto. Sappiatelo, perché? Perché ovviamente sono zone low. Se no, se no. Però ovviamente rischiate di meno, quindi poi dipende dalla vostra abilità, equipaggiamento della nave e indice di rischio, insomma lì poi ve la dovete giocare un attimo voi. Vedete quanti segnali abbiamo qui, ci sono tutti i pirati, ci sono le navi di sicurezza, c'è tutto quello che dovrebbe esserci in un sistema così. Non ho capito perché prima non c'era nessuno. Allora aspetta un attimo che questo è un clean. Diamondback Explorer, molto usato dai pirati NPC per la sua estrema manovrabilità. Purtroppo è una navicella small piccolina, costa poco. Dai, ditemi che è un pirata. No, non è un pirata. Ne abbiamo un'altra. Oh, vedo che la si stanno saccagnando. Ah, quello è un minatore. Allora, dirigiamoci dove si stanno sparando. Eccolo qui. Come non detto, siamo arrivati troppo tardi. Anche qui vi fa capire quanto importante è la velocità di movimento all'interno di questo gioco. Ok, anche questo è clean. E continuiamo la caccia ai nostri amici piratini. Prima mi era andata anche decisamente meglio perché riuscivo a tirare giù navi che mi davano tipo 50k a nave. E non era male, anche perché il tempo che ci mettevo era poco. Poi ho deciso di spostarmi e vabbè. Adesso cercheremo di nuovo un'altra zona dove si può. Altro trucchetto è seguire le navi di sicurezza. Adesso queste stanno sparando a quello, non so quanto riuscirà a durare perché erano veramente in tanti che gli sparavano. E quindi niente, anche in questo caso siamo arrivati un po' tardino. Ovviamente la polizia della zona qui è abbastanza cazzuta. E quindi noi cosa facciamo? Li seguiamo. Tanto troveranno qualche pirata prima di noi, no? Oh, Rantan. Dov'è Rantan? Eh, eh, eh. E così niente, procediamo a controllare le varie navi finché non troviamo un pirata con cui divertirci. Devo dire che ultimamente hanno proprio abbassato il numero di pirati nelle zone di mining, hanno aumentato la polizia e sta diventando sempre più difficile fare bounty hunting all'interno delle zone di mining di basso livello, quindi bisogna cominciare a ponderare le zone di livello un pelo più alto. Anche questa cosa, come potete capire, può essere molto fastidioso per un giocatore alle prime armi o che inizia a giocare o che magari vuole fare un po' di bounty hunting senza rischiare troppo. Perché? Perché come vedete la quantità di polizia è tanta, ok, poi penso dipenda anche dal livello di sicurezza medio del sistema, perché ci sono sistemi che hanno sicurezza high, sicurezza medium, sicurezza low, quindi anche da quello penso dipenda un po'. Però capite che un giocatore che si appresta da poco al gioco può trovarsi in grosse difficoltà a fare soldi facendo bounty hunting. Perché? Perché non troverà zone del suo livello. È come se in un MMO io comincio, sono livello 1 e non ho
nessuna zona con i mostri di livello 1. Sul più bello che trovo una zona con i mostri di livello 1 ci sono tutti i mostri poliziotti che mi uccidono tutti i miei mostri di livello 1. E io quando caspita è che faccio esperienza, livello, expo e vado su col mio personaggio, all'interno di Elite praticamente è lo stesso discorso, quindi dovranno fare un gran lavoro di bilanciamento di questi elementi, perché sinceramente se io fossi un beta tester gliene direi proprio 4 a chi ha deciso di impostare le cose in questo modo qua. Provatevi a pensare di entrare in gioco oggi con un piccolo sidewinder, cosa fate? Ora che riuscite a combinare qualcosa all'interno di questo gioco diventerete proprio quello che si suol dire, diventerete vecchi. Quindi anche lì dai. Oh, finalmente un piratone. Facciamo un bel rush frontale. Ah, caspita, quasi quasi lo tiravo giù con il primo rush frontale, vabbè. E via solo di laser e giù. Eccolo là. Dai, insomma, abbiamo guadagnato un sacco di soldi con quel pirata. Vai, dopo magari andremo a vedere le zone un peletto più difficili come sono. Nel frattempo, niente. Il bounty hunting di oggi finisce qui. Andiamo a svolazzarcela un altro po' in mezzo agli asteroidi, che insomma ci piace sempre tanto. Si stanno sparando lì? Con chi si stanno sparando? Arriveremo? Dai. Forse riusciamo a prenderci anche qualche soldino. No. Sì, ma dai, perfetto. E ci ha dato anche 24.000 cucuzze questo qui, Ed era un novice, come potete capire e vedere e rendervi conto, tante volte questo gioco ha delle incoerenze veramente brutali. Ok, qui abbiamo un trasporto novice anche qua. Steve. Abbiamo Elliot che ci sta facendo la scansione. Probabilmente è un pirata. Sì, sicuramente è un pirata. Vabbè. Lasciamo che vada con Dios. Eccolo là. Allora, giusto per fare un attimo di conti, 15k sono tipo 2 unità di bromellite, di samarium o cose del genere, quindi insomma avete visto quanto difficile è stato. Più che altro il problema è trovarli i pirati, perché è un po' difficile trovarli, tutto lì. Ma se trovate una zona ben popolata e cominciate a capire i vari pattern dove respawnano, quello che sia, insomma, dopo non dovrebbe essere un problema trovarli in giro. Mamma mia, faccio fatica anche a parlare stasera, quindi ritraiamo le armi, fermiamo i motori, stasera ci fermiamo qui, tra un po' andremo all'upload. Ringrazio tutti quelli che ci seguono da sempre, come al solito, appunto ragazzi, grazie a tutti. E cosa dire, dai, ci vediamo in gioco per gli altri comandanti con cui riusciremo ad accordarci ed eventualmente poi appunto riusciremo anche a scegliere un sistema da definire, il sistema base di casa per la crew, insomma, o per il gruppo di gioco. E nell'attesa dell'uscita della beta 2.3 continuerò a verificare le potenzialità di questa nave per poi decidere se potermela portare avanti o meno. Perché? Perché l'alternativa al Python è il Fer de Lance, anche per la carriera che sto pensando di proseguire, insomma, a meno che non venga fatto una grossa modifica nelle missioni e nei moduli di gioco. Detto questo, saluto nuovamente tutti, vi ringrazio come al solito, iscrivetevi, postate, scrivete, dite quello che vi pare, ovviamente sempre nel rispetto di tutti i partecipanti al canale. Ragazzi, grazie a tutti, vado a dormire che ne ho un estremo bisogno. Ciao a tutti, buonanotte, Virus 101, Transmission out.